Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori e Tradizione presenteremo la ricetta taglioline, ratellina e pomodorino. Ingredienti: prezzemolo, 400 g di telline, 500 g di tagliolini, 200 g di pomodorino, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva. Allora, per prima cosa mettiamo all'interno della nostra padella a rosolare a fuoco basso uno spicchio di aglio schiacciato. Nel contempo tagliamo il nostro pomodorino a spicchio e aggiungiamo le nostre telline all'interno della nostra pasta. Appena le nostre telline inizieranno a scoppiettare, inizieranno anche ad aprirsi. Nel contempo aggiungiamo i nostri tagliolini in acqua bollente e inizieranno a mettiamo finemente il prezzemolo, che aggiungeremo metà durante la cottura e l'altra metà a crudo mentre che salteremo la nostra pasta. Aggiungiamo il nostro pomodorino, un po' di prezzemolo tritato e mescoliamo il tutto. Allora, appena siamo arrivati a 3/4 di cottura della nostra pasta, aggiungiamola alle nostre telline e continuiamo la cottura all'interno. Appena la nostra pasta è cotta, procediamo con l'impiattamento. Con l'aiuto di due forchette prendiamo tutta la nostra pasta e la mettiamo al centro del nostro piatto. Vediamo il tutto aggiungendo le nostre telline, uno spicchio d'aglio, completiamo con un filo di olio extravergine d'oliva e il nostro prezzemolo tritato. Il piatto è servito.